Allora, siamo sempre supportati dal nostro esperto fiscale del CAF CISL. Stiamo parlando di tutte le novità che riguardano il 2025, quanto invece ancora vale dal 2024, quindi che cosa ci portiamo dietro. Grande attenzione soprattutto alla documentazione che deve essere portata, perché andare poi senza qualche documento utile può essere penalizzante, no? Assolutamente sì, dicevamo prima quindi che tutte quelle che sono sia le parti relative alla redditività, quindi a tutti i redditi, ma anche a tutti gli oneri che un contribuente sostiene, ha l'obbligo della documentazione. Tra l'altro per le spese che poi abbiamo visto in sovraimpressione, la norma non prevede solo la documentazione comprovante la spesa, cioè la fattura o la ricevuta fiscale, ma ne richiede anche la tracciabilità, ossia è necessario appunto provare il versamento tramite un versamento appunto di tipo elettronico, quindi viene ormai non più agevolato il denaro contante, a meno che non siano spese sanitarie effettuate nella pubblica sanità oppure per i farmaci, perché c'è la tracciabilità in base alla tessera sanitaria. Per tutte le altre prestazioni invece c'è l'obbligo della tracciabilità stessa. Dopo torniamo su questi aspetti. Andiamo intanto a vedere, abbiamo visto già i benefici della casa, quindi li abbiamo già menzionati, i familiari a carico e tutto. Siamo arrivati alle spese per la famiglia. Alle spese per la famiglia, certo. Allora, le spese per la famiglia, anche in questo caso credo ci sia una diapositiva, prevedono appunto agevolazioni che riguardano quindi quelle detraibili sostanzialmente. Sono quelle detraibili, per cui il recupero, come vedete in sovraimpressione, è sempre del 19%. La prima novità che vedete in sovraimpressione sono appunto le spese scolastiche per i figli, che nel 2024 il tetto massimo di agevolazione è di 800 euro, su cui poi si recupera il 19%. La novità fiscale qual è? Che nel 2025 tale tetto è stato elevato a 1.000 euro per figlio a carico. Quindi non è che tu vieni sgravato di 1.000 euro, 20% su 1.000 euro? 19% su 1.000 euro, a conti fatti appunto su 1.000 euro di spesa l'agevolazione, il beneficio fiscale è di 190 euro, quindi il 19%. Fai i conti, bisogna sempre calcolare sulla percentuale. Bisogna sempre calcolare sulla percentuale. Le spese universitarie, come vedete invece in sovraimpressione, non ci sono limiti minimi o massimi, in quanto le spese universitarie sono quelle. Per le spese statali, per le università statali, sono agevolate nel totale della spesa sostenuta, sempre nella misura del 19%. Le università private invece hanno dei tetti ministeriali, comunque tendenzialmente quasi alla copertura totale, possiamo garantire quasi la copertura totale della spesa sostenuta, a meno che non siano spese universitarie private che hanno grossi quantitativi economici di spesa, ma altrimenti la norma le ragguaglia quasi alle statali. Contratti di affitto, come vedete, quindi per i figli che frequentano l'università, non solo le tasse universitarie vengono agevolate, ma anche i contratti di affitto. I contratti di affitto però hanno un tetto massimo di spesa annuale 2.633 euro, su cui poi si recupera sempre la percentuale dell'onere, che è il 19%. Andiamo poi, attività di istruzione musicale per ragazzi, conservatori, scuole di musica, eccetera. Anche qui c'è un massimo di 1.000 euro per figlio fino ai 18 anni. Esatto, anche in questo caso queste sono novità, appunto, sono nuove spese nate da pochi anni a questa parte, esattamente 2, prima non erano previste nella norma, ma si vogliono incentivare anche quelle che sono le istruzioni, non solo le istruzioni, diciamo così, scolastiche come noi conosciamo, ma anche le agevolazioni per i figli in caso di attività sportiva o anche nel caso di istituto o comunque di scuola musicale. Certo, poi c'era un'altra cosa interessante, che si parla di assicurazioni. Adesso tante persone fanno un'assicurazione per tutelarsi sotto vari profili. Quanto e cosa può essere
detratto? Allora, per le assicurazioni lì la norma è abbastanza particolareggiata. Possiamo riassumere in questo modo. Ora, le assicurazioni che vanno a tutelare la parte infortunistica, quindi assicurazioni infortuni, Sì. parliamo di infortuni personali, non di RC assicurazione, non le RC auto oppure le assicurazioni terze, quindi sulla casa, eccetera, eccetera. Quindi non quelle sulla casa. non quelle sulla personali, casa, ok. tranne quindi quelle personali. L'assicurazione prevede un recupero del 19% su una diciamo così, spesa massima assicurativa di 530 euro. Mentre se si va a fare un'assicurazione che ha come scopo quello di diciamo così, garantire un eventuale sinistro, e parliamo dell'handicap, quindi comunque di malattie, eccetera, eccetera, la norma prevede un tetto massimo di agevolazione un attimino più elevato, 1.291 euro di spesa, su cui poi si recupera il 19%. L'altra cosa, sì? Lì non è menzionato, ma proprio parlavamo della casa, l'assicurazione casa non è agevolata, tranne che le calamità naturali. Quindi se oltre all'interno dell'assicurazione della casa ci fosse anche la responsabilità civile sulle calamità naturali, quella quota è detraibile. Quindi bisogna ricordarsi questo, perché bisogna ricordarsi questo queste aspetto. persone che l'hanno fatta. L'altra invece cosa interessante, stavo guardando prima, è l'assicurazione, questo l'abbiamo visto, è l'assistenza personale non qualificato badanti. Sì. E anche qui molti ma riguarda anche babysitter oppure soltanto badanti? No, in questo caso riguarda solamente l'assistenza personale anche non qualificata, ma riguarda solamente le badanti, non diciamo così il lavoro domestico in generale, in quanto la norma va a incentivare coloro che hanno necessità di assistenza alla persona, certo, anche non qualificata, ma un'assistenza la chiamiamo sanitaria, non un'altra tipologia di assistenza o comunque di assistenza alla casa certo, o ai figli, tipo colf o babysitter. In questo caso si parla proprio di badante. È interessante appunto che però questa spesa è agevolata sia nel caso in cui il contribuente assuma direttamente la badante per sé, quindi un'assunzione diretta, sia tramite agenzie appunto specifiche che gestiscono questa tipologia di qualifica. Poi l'ultima menzionata sono le spese funebri, al massimo il 20% del 1.500 massimo consentito per decesso, sì, purché ci sia l'intestazione corretta. Purché ci sia l'intestazione corretta, esattamente, anche in questi casi la spesa viene perché agevolata. Magari uno nell'imminenza di un funerale non pensa a questa situazione, l'intestazione viene fatta a chi decide di pagare, però magari deve essere fatta invece a tutti gli eredi. Allora, tutti gli eredi no, ma sicuramente all'erede che ha capienza fiscale, perché esatto, giustamente lei ha centrato il problema. Noi abbiamo visto in questa puntata oggi tutte le agevolazioni che i contribuenti possono beneficiare nella propria dichiarazione di redditi. È importante dire però che tutte queste agevolazioni garantiscono uno sconto sull'imposta IRPEF, il che significa che è necessario avere un reddito da cui scaturisce un'imposta per beneficiare di queste agevolazioni. Coloro che hanno redditi limitati, per esempio non arrivano agli 8.500 euro perché sono in una fascia di no tax area, quindi una fascia agevolata cui, esattamente la vediamo in sovraimpressione, non è prevista la tassazione, perché comunque queste persone che percepiscono questi redditi, diciamo, minimi, non vengono, diciamo così, colpiti dall'imposta, però diciamo così, hanno la non possibilità di recuperare le spese. Infatti la no tax area, che è l'ultima riga a sinistra, dice a destra per il 2025 è appunto quella di 8.500, giusto? Esattamente, questa è una fascia di reddito che non viene tassata. Allora, lo schema è uno schema assolutamente riassuntivo. La norma prevede sia per i dipendenti che per i pensionati questa fascia di non agevolazione fino a 8.500, ma
è altrettanto opportuno ricordare che per non avere una tassazione, quindi per non pagare l'imposta, i giorni di produzione reddito, cioè di lavoro o di pensione, devono essere di 365 giorni. Quindi occorre mettere insieme due dati importanti, sia il reddito ma anche il periodo di lavoro e di pensione. Quindi anche attenzione a questo, perché la stessa cosa vale anche per le agevolazioni per la casa, no? Quando c'erano i lavori da fare, i bonus eccetera, ma se uno non può detrarre niente non gli conviene neanche accedere a queste agevolazioni. Conviene, esatto, e conviene eventualmente appunto a chiedere una consulenza ai nostri centri fiscali per capire a chi eventualmente poter nella normativa intestare le fatture, le spese e la tracciabilità per poter garantire il beneficio fiscale. C'è stato un riordino quindi delle detrazioni fiscali, giusto? C'è stato un riordino delle detrazioni fiscali, è un riordino purtroppo a ribasso che sarà applicato non per l'anno 2024, quindi per l'anno 2024 è valido tutto ciò che abbiamo detto nella norma esposta. Certo. Nel 2025 ci sarà un riordino delle agevolazioni fiscali, ossia tutto quanto abbiamo detto si manterrà, però coloro che avranno un reddito oltre i 75.000 euro o oltre i 100.000 euro, il tetto massimo di detrazione sarà limitato a un valore che la normativa ha già previsto rispetto a una tabella e rispetto a quanti figli il contribuente avrà a carico. Nell'esempio di prima, se io avessi nell'esempio di prima che si diceva, se io avessi un reddito nel 2025 e avessi delle spese che mi dessero un'agevolazione complessiva, per esempio di sconto di 10.000 euro, perché oltre alle spese sanitarie ho anche le spese universitarie, ho i lavori di ristrutturazione sulla casa, per cui l'agevolazione arriva a 10.000 euro di sconto dall'IRPEF, bene, fino a redditi fino a 75.000 nel 2025 prenderò il totale del beneficio, ma se il mio reddito supererà i 75.000 euro il valore sarà limitato a 7.000, quindi di più di 7.000 euro di agevolazione non potrò avere, potrà crescere se oltre al dichiarante il contribuente avesse anche dei figli a carico. Allora in base alla tabella che vedete in sovraimpressione l'agevolazione crescerà fino ad arrivare, vedete, per redditi fino a 75, fino ad arrivare a 14.000 euro. Però per arrivare a 14.000 euro bisogna avere o più di 3 figli a carico o figli portatori di handicap, altrimenti senza familiari l'agevolazione viene limitata. Lo stesso vale anche per coloro che avranno oltre i 100.000 euro. Nell'esempio di prima, coloro che avranno 100.000 euro di reddito oltre, quindi comunque parliamo di persone che hanno una certa redditività importante, avranno un tetto massimo di detrazione tagliato a 4.000 euro. Ok, questo è tutto sostanzialmente, che siamo giunti in chiusura, queste sono le cose. Questo è uno excursus rispetto, esatto, molto veloce. Un grande riassunto. Infatti invito i telespettatori, prima prenotarsi eventualmente il CAF fondamentale. Questo è fondamentale. Qui 800 249 307 il numero verde per chiedere informazioni, per eventualmente fare una prenotazione, anche se penso che ormai siete con le liste piene. Adesso in questo momento sì, siamo in piena campagna fiscale, però quello che noi consigliamo sempre, anche perché noi come operatori fiscali vediamo la documentazione sempre l'anno successivo rispetto a quando si sono sostenute le spese e se qualcosa non va purtroppo diventa ingestibile sistemare la situazione. Chiaro. Quindi conviene sempre chiedere una consulenza prima di effettuare, soprattutto se sono diciamo così oneri importanti, per essere un po' guidati e tranquilli di avere il beneficio riconosciuto. Farlo quindi per tempo, mi raccomando. Vi invito anche a rivedere la puntata sul nostro sito e su YouTube perché ci sono tante cose che sono state dette. Il nostro Riccardo De Stefano, responsabile fiscale CAF CISL, Paolo da Bravigo, è stato bravissimo come sempre e tra l'altro le slide sono state di supporto, quindi riguardatevela, fate il punto, fate mente locale su tutte le cose che avete fatto nel corso dell'anno 2024. In modo da andare all'appuntamento fiscale con il CAF con tutti i documenti a posto in regola. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro perché siete in piena attività lavorativa e a voi buon proseguimento. A presto.